amici di Sportisil, appassionati di calcio a 5, di futsal, soprattutto a livello giovanile, ben trovati dal Pala Don Bosco. Di fronte il Villauria e il Messina Futsal. Intanto pallone recuperato da Ingrassia. Il vantaggio del Villauria, 7 minuti 28 secondi e la firma è di Ingrassia e dunque sblocca il risultato del Pala Don Bosco. Tocco di Minnone ancora per il numero 5 del Villauria. Scalavino arriva, La Piana che piazza e trova il 2-0. Tutto facile per il Villauria, che raddoppia subito con la rete di La Piana. Merito soprattutto ovviamente del Villauria e della sua supremazia. Scalavino, la punizione piazzata, colpo di testa di La Piana e arriva la rete del 3-0 con Cristian La Piana. Doppietta per lui che è entrato a partita in corso, ha già timbrato il cartellino 2 volte. Aveva iniziato l'anno scorso insieme al suo grande amico, anche lui presente in roster, mentre qui attenzione a Scalavino. Arriva anche la sua firma, arriva il gol del 4-0 per il Villauria. In gol il capitano di Mister Speciale, che qui va ad accomodarsi in panchina. La Piana, conclusione deviata e la palla che finisce in rete per il 5-0. La firma anche di Muratore con un tiro dalla distanza deviato da un difensore del Messina. La Barbera prova a passare in dribbling ma la perde, allora Cucinotta, il tocco per Cavo che trova il gol del 5-1, accorcia le distanze o quantomeno nega il clean sheet al Villauria, il futsal Messina. Scalavino prova a puntare, stezza, Scalavino destro e ci voleva anche per risvegliare i suoi dal torpore. La giocata da parte di Paolo Scalavino, doppietta anche per lui, 6-1. Cucinotta ancora Vasi, l'imbucata per Cucinotta, tocco morbido, 6-2. C'è gloria anche per Cucinotta, ha intercettata da Vasi, poi arriva Pecoraro che passa, Pecoraro un 2 contro 1, Pecoraro va dentro, La Piana, arriva adesso la tripletta per Cristian La Piana e la rete del 7-2 e torna a primeggiare La Piana in verticale. Guglielmini lo trova, il gol dell'8-2, gioia personale anche per il numero 11. Intanto ancora Guglielmini che recupera palla, resiste ad una carica. Guglielmini, forse la doppietta più veloce della sua storia, è la doppietta che porta il passivo per il Messina sull'8-2, sul 9-2 scusate. Finisce la partita con La Piana che congela il pallone, finisce 9-2 per il Villauria contro il Messina Futsal.